A causa di una crisi energetica senza precedenti, nel prossimo inverno tante famiglie venete, molte delle quali con a capo un lavoratore autonomo, non avranno acqua calda e termosifoni accesi. In Veneto, tra le 125 e le 208.000 famiglie vivono una situazione di povertà energetica. Questo significa che potenzialmente nella nostra regione vivono 500.000 di persone che non possono utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento e non dispongono di elettrodomestici ad elevato consumo di energia. Una cifra che quest'inverno è destinata a crescere drammaticamente, perché l'elaborazione dell'ufficio studi della CGA di Mestre si basa sugli ultimi dati disponibili, che risalgono al rapporto 2020 dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica, vale a dire molto prima dello shock scoppiato a partire dalla seconda metà dell'anno scorso e recentemente arrivato ad impennate di prezzo impressionanti. Il governo intervenga subito per aiutare chi è in difficoltà, se occorre anche attraverso lo scostamento di bilancio. Ne va della tenuta sociale di questo territorio e del futuro di tante partite IVA. Nonostante il Veneto registri un rischio tra i più contenuti in Italia, ogni sua provincia ha all'interno un numero di persone pari a quelle di un comune di medie dimensioni in povertà energetica, tra le 21.000 e le 39.000 persone. Le cifre più alte sono a Padova e Verona, seguite da Venezia, Treviso e Vicenza. Al netto delle misure assunte a livello locale, il governo Draghi ha introdotto un aiuto economico, il bonus bollette 2022, che consente alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa del caro prezzo su luce e gas naturale di mitigare almeno in parte i rincari.